e Campanella a concludere, forse con troppo movimento il pallone. Nel frattempo rifinisce quasi per il numero 9 in maglia blu, che conclude anche in porta. Il gol del vantaggio a raffreddare le ambizioni del Peperino lo trova Andrea Moretti per il Roma Nord al terzo minuto. Beffa De Eugenio 1-0. Per il numero 10, strettissima la marcatura lì davanti, il tunnel ai danni di Bellucci, può lanciare in velocità Stenbock, Giannone pensa anche al fallo, Stenbock è un passaggio, un assist e il gol del 2-1 del Roma Nord sull'azione in solitaria di Stenbock, la conclusione e l'appoggio per il 2-1 della squadra ospite. Moretti, il tocco con il tacco, serve quasi Trinci che conclude. Questo è forse già il gol della serata, il gol del 3-1 del Roma Nord. Il numero 11 Matteo Trinci sono avanti per 3-1 i ragazzi in maglia viola. Giandonato che porta via il pallone, adesso fa seria difficoltà la squadra padrona di casa, il pallone dalle parti di Trincia che tocca per il tacco di Andrea Moretti, il 5-1 che forse a questo punto a 8 minuti del termine può chiudere la gara. Pennellata di Eusepi, Moretti, un sacco di gol per Moretti, Trincia De Eugenio, sempre Moretti, tripletta per lui, ricordiamolo, palla fuori.